Ho montato il sistema EcoFlow Stream più grande d'Italia e ho scoperto il suo grande limite, ma la vera domanda è: quanto mi farà risparmiare davvero? Signori, oggi monteremo il sistema EcoFlow Stream più grande d'Italia. Come vi raccontavo già negli scorsi episodi, ve li lascio qua, andremo a terminare questo tetto fino in fondo. Se nel primo episodio abbiamo cambiato quel tetto lì dalla grecata al coibentato, ho preso altri bei 10 pannelli sandwich coibentati, andremo a sostituire tutto quello là. Ma prima di cominciare, come vedete qua alle mie spalle abbiamo dei bei ragazzoni. Come l'altra volta abbiamo Incredibile Marco e l'incredibile Invincibile con gli occhiali più veloci del West. Primo step da fare è andare a terminare la struttura di ferro. Successivamente andiamo a togliere la lamiera grecata e a installare i nuovi pannelli sandwich, che in questo caso sono sempre pannelli sandwich da 5 mm di spessore di schiuma, lunghi 7 metri, devono essere tagliati alla misura di 4,20 m, puliti e poi installati. La prima cosa da fare è preparare questi 3 pezzetti di ferro. Sono scarti che abbiamo trovato in laboratorio. Togliamo la vernice e li saldiamo insieme, così da formare un blocco unico che andrà infilato dentro lo scatolato principale. Questo ci permette di inserire il nuovo pezzo e saldarlo con più materiale di rinforzo all'interno, così da reggere meglio il peso ed evitare flessioni. Una volta pronto, appoggiamo sui 3 pali che stanno oltre la staccionata. Mettiamo in bolla con un pezzo di legno come riferimento temporaneo e da lì capiamo dove tagliare l'eccesso dei pali verticali. Poi posizioniamo il primo scatolato 50x50 in orizzontale e sopra di questo il nostro scatolato 40x80 che continuerà la struttura della tettoia. Facciamo prima qualche punto di saldatura per controllare che sia tutto allineato e in bolla e solo dopo procediamo con le saldature definitive. Infine diamo una mano di vernice protettiva e la struttura è pronta per il nostro tetto. Mentre Marco prosegue con i lavori della struttura, io e Ezio ci buttiamo avanti con il prossimo step: preparare i pannelli sandwich. Come avete visto nello scorso episodio, sono andato a acquistare questi pannelli sandwich usati da 5 cm della Isopan. Tutti e 10 mi sono costati circa 500 euro. Molti di voi nello scorso episodio mi hanno fatto notare che questi non sono pannelli propriamente da tetto. Mi sono informato meglio ed effettivamente questi si possono utilizzare sia per le pareti sia per il soffitto. Sono pannelli microgrecati, mi pare che il termine sia, però sulla scheda tecnica del prodotto dicono che si può utilizzare. L'importante è unirli utilizzando un sigillante apposito. La misura finita che ci serve è di 4,20 m. Per questo motivo prima li vado a intestare da un lato, così da avere appunto un lato bello e pulito, e successivamente li porto alla lunghezza definitiva. Una volta tagliati tutti i pezzi passiamo alla fase di pulizia. Diamo una bella lavata con acqua, sapone e spazzettone, così da togliere tutta la sporcizia accumulata degli anni e portarli allo stato originale. Ok ciurma, giorno successivo, ieri è andato tutto secondo i piani, la struttura di ferro è stata montata, i pannelli sandwich sono stati tagliati a misura e puliti. L'obiettivo della giornata è terminare tutto il soffitto, quindi togliere la lamiera grecata e mettere i nostri nuovi pannelli sandwich. È successo? È già stanco? Sono molto curioso, e adesso poniamo questa domanda anche agli altri, sono molto curioso del fatto di scoprire alla fine, uno, se gli altri riescono a indovinare quanti pannelli solari andremo a installare, due, qual è la loro previsione di risparmio in percentuale. Mettiamo il primo e poi chiediamo. Quanti pannelli solari metteremo? 4. Seconda domanda, e voglio un risultato in percentuale. Tutto questo nuovo impianto che andremo a installare, secondo te, che impatto a livello di risparmio avrà su quello che sono i consumi del lab? A sentimento, tu hai detto 4 pannelli, Io so quanti ce ne andranno. 30%. 30% va a impattare a livello di risparmio sulle utenze. Perfetto.
Continuiamo. L'installazione di questi pannelli sandwich è come la scorsa volta. Mettiamo il pannello in posizione e utilizziamo questo sigillante della Pattex, che è differente rispetto a quello dell'ultima volta, è ideale per tutti i lavori di lattoneria. Usiamo un pezzo di legno per allinearlo con il suo pannello precedente e utilizzo una punta del 5 per fare un preforo per la nostra vite. Ho preso apposta delle viti più lunghe di 5 cm per arrivare fino in fondo. Mettiamo anche dentro questo foro il sigillante, usiamo poi la vite autoforante con rondella in plastica. Successivamente poi tutte le teste delle viti li andrò a sigillare con il suo cappellotto, mi pare che si chiama. Quanti pannelli andranno installati qua? Quanti ce ne possono stare? Me lo chiedi perché o sono veramente tanti o veramente pochi. Veramente tanti, 10. Considerando che hai detto 10 pannelli più le batterie, questo tipo di impianto quale percentuale di impatto di risparmio avrà sui consumi del lab e di tutto? Da 0 Più a 100%. del 50%. Più del 50%. Più del 50%. Se no, che senso ha tutta sta rottura di palle? Lo scopriremo. Lo vedremo. Ok raga, allora tutto il tetto è stato montato, come vedete fa un caldo terribile, qua la postazione è completamente pronta, i ragazzi sono stati incredibili. Prossimo passo, montare i pannelli, ve lo spiega però il Mario del futuro. Grazie Mario per la linea, siamo finalmente qua con tutti i pannelli pronti per essere installati. Adesso vi spiego velocemente come andremo a installarli. Il nostro tetto è composto in questa maniera: 9 metri per 4,2 metri. Andremo a mettere un totale di 14 pannelli solari da 450 watt, messi in questa maniera. Come sono messi? Per il lungo, cioè tipo così. 4, 5, 6, sempre più piccoli. I primi 4 che faremo saranno fatte con le staffe là in fondo inclinati di 10 gradi, mentre tutti gli altri useremo queste staffe piatte per fissarli. La prima roba che dobbiamo fare però è salire sul tetto e smontare i vecchi pannelli. Il primo passaggio è stato quello di smontare i vecchi pannelli. Sostituiamo i pannelli perché questi precedenti sono da 400 watt, mentre quelli che monteremo sono da 450 watt. Per montare quelli nuovi, ragazzi, è davvero tutto molto semplice, non c'è quasi nulla da fare se non assemblare le staffe, posizionarle sul tetto e fissarci sopra i pannelli. È solo un lavoro molto lungo e noioso e sotto il sole, devo dire, non è stata la scelta migliore. Non svenire. No, cerco di non svenire, però questo pavimento qua, sto tetto qui è molto caldo, c'è il sole. Mi sono fatto male, i pannelli sono neri e scottano, il pavimento è bianco e comunque scotta, tocco scotta tutto. Quindi assembliamo le staffe, ci fissiamo sopra i pannelli, ma senza fissarli ancora al tetto. Prima, infatti, voglio cablarli tutto e solo dopo procedere con il fissaggio definitivo. Il cablaggio è altrettanto semplice, ho costato circa 400 metri di cavo fotovoltaico per realizzare i cavi su misura, più i connettori, più la compratrice. Trovate tutto qua sotto in descrizione. In altri impianti fotovoltaici si possono collegare i pannelli in serie o in parallelo, a seconda delle esigenze e dell'inverter che si ha. Nel mio caso utilizzo il sistema EcoFlow Stream con batterie che hanno il microinverter già integrato dentro la batteria. Questo significa che per ogni pannello solare devono partire 2 cavi che vanno direttamente alle batterie, 8 cavi per ogni batteria. Per questo motivo ho dovuto comprare così tanti metri di cavo. Perfetto, finalmente impianto installato con successo. Tutto l'impianto passa da questa canalina qua sopra, dove passa tutti i cavi, arrivano, vanno dietro e si collegano 4 pannelli alla Ultra X e gli ultimi 2 pannelli per il totale di 14 al nostro microinverter. Di conseguenza sono collegate così: microinverter collegato nella Ultra X collegata col cavo suo apposito alla Ultra alla seconda Ultra e questa che è collegata direttamente all'impianto di casa. Ora, prima che iniziate a farmi discorsi o meno su ciabatte e ciabattine, questa è una configurazione provvisoria. Come avete visto negli scorsi episodi, abbiamo fatto una traccia che parte da qua
qua sotto, va fino là, va fino in là, per fare una linea dedicata alla zona esterna che servirà per alimentare magazzino, zona fuori e altri progetti che vedrete l'anno prossimo. Una linea dedicata all'impianto fotovoltaico, per cui questa è ancora provvisoria. Come vedete qua adesso non è fissato, devo andare a fissare poi il quadro elettrico, portare la linea nuova. Questo per rispondere alla domanda di tutti quelli che mi hanno scritto anche negli altri video, se per collegare un impianto del genere devi avere una linea dedicata collegata al contatore dell'Enel. Questa qui è una gran cazzata, non bisogna fare questo, anche perché non è che puoi collegarti una linea dedicata dal contatore fino in casa, ma è dal quadro fino in casa, per evitare di introdurre corrente o prelevare troppo dalla rete quando c'è un impianto che passa più punti presa, diciamo. Quindi si tira una linea dedicata ad una presa dal vostro quadro, non dal vostro contatore, ok? E li collegate. Questo siete perfetti in tutto. Prima di partire e capire finalmente se questo impianto ha senso oppure no, dobbiamo fare tutta quella parte di configurazione in app, per cui configuro tutto e poi torniamo con un bel pippone per spiegarvi se tutto questo bel impianto ha senso o no. Ve lo consiglio, non ve lo consiglio, è solo una perdita di tempo? Lo scopriremo. Perfetto, questa qui è l'applicazione di EcoFlow come abbiamo già visto l'altra volta. Il sistema fa vedere tutte le batterie come se fossero solo una. In questo caso la giornata sta finendo, sono le 6:30 di pomeriggio, stiamo producendo 120 watt, stiamo prelevando zero dalla rete. Queste qua sotto sono tutti i prodotti collegati, mentre qua abbiamo tutta la nostra dashboard con tutti i grafici che ci interessano. Vi spiego velocemente tutti questi grafici perché sono cruciali per capire se il vostro impianto sta performando bene o comunque avere il controllo del vostro impianto, anche per andare a creare delle automazioni più precise. Quella che io consulto di più è senza dubbio la tabella del consumo. È il grafico che consulto di più perché mi dice esattamente quanto ho prelevato dalla rete, come in questo caso qua sotto nella giornata di oggi appunto ho consumato 6,51 kW e come vedete il 48,6% viene dalle batterie per 3,17 kW e il 45,5% 2,96 kW direttamente dal solare. Dalla rete ho usato neanche il 6% per 382 watt di potenza prelevata su 6 kW e mezzo che ho consumato oggi, quindi già qua capiamo un attimo in che direzione andiamo. Questo è quello che utilizzo di più perché mi fa capire a colpo d'occhio ogni singola giornata come è andata, quanto è stato prelevato dalla rete e di conseguenza quanto andrà a incidere sulla mia bolletta. Poi abbiamo il grafico della rete, questo qua ci dice solamente il dato appunto di quanta corrente abbiamo prelevato ed esportato dalla rete. Appunto per oggi abbiamo prelevato 386 watt ma ne abbiamo immessi in rete 3,44. Oggi particolarmente giornata di sole e particolarmente di bassi consumi, quindi tanta energia è stata rimessa in rete. In questo caso non ti viene pagato nulla, è corrente che stai regalando. Abbiamo generazione solare, invece ti fa vedere quanto hai prodotto in totale suddiviso per fasce orarie. Grafico sicuramente utile ma non uno dei miei preferiti. Poi abbiamo il grafico delle batterie. Quello delle batterie mostra l'andamento di carica e scarica sempre per fasce orarie, così capisci quando si riempiono e quando restituiscono energia, o banalmente per capire se hai batterie a sufficienza per coprire i tuoi consumi. Di notte utilizzo le batterie, durante il giorno si caricano, verso mezzogiorno sono già tutte cariche quindi smettono di ricaricarsi e poi vengono utilizzate un po', caricate e utilizzate un po' fino al giorno dopo. Poi c'è il grafico dei guadagni totali. Se inserisci il costo della tua energia ti calcola in tempo reale quanto stai risparmiando. Nel mio caso si parla di una media dai 3 ai 5 euro al giorno. Il prezzo conserito è tutto incluso. Cosa intendo con tutto incluso? Che banalmente prendo prezzo dell'energia meno il canone RAI, togliete quello, dividete i kilowatt per il prezzo che pagate e avete il costo del vostro kilowattora. E se prendiamo il mese di settembre vedete che ho risparmiato più di 70 euro. Non capisco perché parli di guadagni, ma per me questi sono soldi risparmiati e non guadagnati. In totale 83 perché anche a agosto, quando ho installato l'impianto, ovvero il 28, da quando è partito esattamente, abbiamo fatto 83,63 euro. Questo è il grafico dell'indipendenza energetica, ti mostra la percentuale di autosufficienza, cioè se stai coprendo i tuoi consumi totali con l'impianto. Al momento sono al 23%, ma sarà interessante rivedere questo dato qua dopo un anno. Più si utilizza, più vedo che questa percentuale sale. Quando ho appena installato l'impianto era al 21%. C'è il grafico dell'impatto sulla CO2, ovvero quanto il tuo impianto ha evitato di emettere emissioni nell'ambiente. Te lo quantifica in chili di CO2, in
quanti alberi piantati e in quanti chilometri percorsi con l'auto, se vi interessa questo dato. E l'ultimo abbiamo l'efficienza energetica, che serve a capire se l'impianto sta lavorando bene. Con questo puoi monitorare eventuali cali di rendimento e valutare se ha senso, per esempio, riorientare i tuoi pannelli o installare un solar tracker come quello che avete visto installato in uno degli scorsi episodi. Sicuramente l'app e il sistema funziona correttamente, ma non è perfetta, non mi soddisfa al 100%. Mi manca quella parte di dashboard da avere per monitorare alcuni dati senza dover aprire appunto tutti i singoli grafici per capire qua quel dato, lì quell'altro dato. Una dashboard dove puoi selezionare che dato metterti, questa cosa qua manca effettivamente. Quindi lato prodotto riescono a progettare e produrlo in maniera impeccabile, lato software invece l'app, la UI, la UX non sono così semplicissime, non ti danno tanti dati, non ti danno tutti i dati, però con il Leo stiamo lavorando a una dashboard apposta per Home Assistant. Non è così semplice integrarla, ma sta venendo fuori qualcosa di molto interessante. Se vi può interessare questo argomento di come integrare questo sistema di EcoFlow all'interno del vostro Home Assistant insieme alle telecamere e tutte le automazioni che fate in casa vostra, lasciatemi un commento qua sotto che magari ci facciamo un video a riguardo. Perfetto, arrivati a questo punto la panoramica dell'app è ben chiara, cosa dovete guardare è ben chiaro. Ora arriviamo finalmente alla ciccia, ovvero quanto questo impianto mi ha fatto risparmiare effettivamente. Prima vi do un po' di contesto. L'impianto è installato in una casa bifamiliare. Ho un contratto dell'Enel di 6 kW monofase. L'anno scorso ho consumato all'incirca 8.000 kWh per un totale di 3.200 euro circa, pagando la corrente 0,394 euro al kilowattora, all'incirca 260 euro al mese di corrente. L'impianto che abbiamo installato è formato da 14 pannelli da 450 watt, ovvero più di 6 kW di potenza. Abbiamo 4 batterie installate nel nostro impianto per un totale di 8 kW di accumulo, e poi abbiamo il microinverter, sempre come visto prima, collegato direttamente alla batteria Ultra X, che poi fa ponte sulla Ultra, che fa ponte sulla Ultra, e questa poi va dentro l'impianto. È indifferente quante batterie andate a comprare, vi daranno sempre 800 watt. Non esiste che prendete 3, 4, 5 batterie e fate 800, 800, 800, 800, perché comunque l'applicazione le racchiude tutte e comunque ti dà 800 watt, che sono gli 800 watt che abbiamo qua verso la casa. Qua sotto, come vedete, c'è il portone e c'è il mio laboratorio dove non ho batterie, non ho nient'altro. All'interno di uno dei due appartamenti ho installato una AC Pro da 2 kW. Questa non ha il microinverter integrato e ce l'ho direttamente collegata alla lavatrice e all'asciugatrice, così da azzerare quei costi. Non sono molto un tipo da farvi pippone così, ma per capire esattamente l'impianto ho bisogno di spiegarvelo proprio per bene, perché è veramente bello, ma altrettanto va capito bene, quindi spero che sia chiara la mia spiegazione. Quindi datele a mano, capiamo effettivamente quanto mi ha fatto risparmiare questo impianto. È stato installato a fine di agosto, per cui prendiamo settembre 2025, anche se non è ancora finito, come dati per cui calcolare le nostre stime. I dati reali ovviamente ce li avremo dopo un anno di utilizzo. Noi prendiamo queste stime e cerchiamo di fare un calcolo considerando tutti i fattori che vanno a incidere sulle performance del tuo impianto, quindi stagioni, inverno, estate, consumi più alti. Come vedete qua dei grafici, in 18 giorni ho consumato 167 kW e come vedete dalla tabella consumi, che è quella più utile che vi dicevo prima, 32,3% sono state consumate direttamente dai pannelli solari, il 49,7% arriva dalle batterie, quindi metà dell'energia che ho utilizzato arriva dalle batterie e solo il 18% è stato prelevato nella rete. Tradotto in euro, questo qua che cosa significa? Che ho speso 11,88 euro invece che 66, un risparmio dell'82% in questo caso, in questa piccola sezione di tempo. La cosa più interessante è che i consumi notturni nel mio caso variano tra i 3 e i 500 watt e vengono completamente coperti interamente dalle batterie. Stesso discorso vale per l'AC Pro, come vi dicevo prima, attaccata direttamente all'asciugatrice e lavatrice, dalle sue prese asciugo può erogare 1200 watt, quindi fino a 1200 sono coperto, una o l'altra. Se le accendo assieme, comunque quello che manca viene prelevato dalla rete, sicuramente sempre meno,
di quello che consumerei normalmente. Siamo alla stima di risparmio su base annua. Prima cosa che ho fatto è stato prendere tutte le bollette del 2024, quanto ho speso per bimestralità e quanto ho consumato in quei mesi lì. Vediamo che alla fine ho consumato, come vi dicevo prima, circa 8000 kW pagandola 3000 e passa euro. Quindi facendo un calcolo, senza impianto avrei speso 3130 euro circa. Con l'impianto ne spendo 1400, risparmiando 1700 euro all'anno circa, pari che ha il 54% di risparmio. Quindi, in termini di energia, si converte in più di 4000 kW non prelevati dalla rete, ovviamente. Abbassando così di molto la media di spesa mensile da 260 euro mensili che abbiamo visto prima a poco più di 140. Però occhio che questa cosa qua non è costante, ovviamente. Stiamo prendendo un piccolo campione di dati su come sta performando questo impianto, ipotizzando come andrà anche d'inverno e durante tutta la primavera dell'anno prossimo. Le prossime bollette che riceverò saranno ancora alte, non avrò quel risparmio, perché come vedete qua dal grafico l'andamento oscilla nei mesi più invernali, dove ho una richiesta di energia più alta per il riscaldamento e per tutto. Il collo di bottiglia di questi 800 watt, raga, si sente forte. Infatti oscilla il mio rendimento di risparmio mensile da un minimo di 30-37% arrivando al 90% nei mesi estivi. Quindi nel mio caso specifico, con la configurazione che vi ho detto prima, i consumi che ho, questo impianto va benissimo? No, perché se avete consumi e bisogno di energia così ampio, dovete scegliere un impianto più tradizionale, quindi qualcuno che non sia da microinverter. Questo impianto vale la pena? Sni, perché finora riesce a coprirmi il 50% dei consumi che ho di energia. Se avessi dovuto comprarlo, avrei scelto questo sistema? No, perché nei mesi comunque invernali, dove la richiesta di energia è comunque alta, l'impianto andrebbe a produrre poco, ma il collo di bottiglia degli 800 watt è il vero punto cruciale. In questo caso sarebbe stato da scegliere un sistema più tradizionale. EcoFlow ha il suo sistema che si chiama Ocean, mi pare, che è un sistema da casa con le batterie d'accumulo, ma che ti può erogare potenza quanta ne richiedi. Quindi il microinverter, utile per quello che è la facilità di installazione, non richiede professionisti, dovete fare una registrazione online, potete installarvelo voi, risolve tutto. Un impianto più standard in questo caso avrebbe richiesto un'installazione fatta da professionisti, della burocrazia molto più lunga, oltre al fatto che in quel caso puoi registrarti alla GSE, mi pare, quindi la corrente che tu vai a reimmettere in rete ti viene pagata in quel caso. Ho voluto fare poi anche dei calcoli su quello che può essere l'ammortamento del costo di questo impianto. In totale, configurato esattamente come questo, con tutte le batterie, verrebbe a costare circa 7.700 euro, che con i tipi di consumi che ho io sarei andato ad ammortizzare in 4-5 anni. 4 anni se i rendimenti sono top gamma, se i rendimenti nel tempo durante gli anni non sono così performanti, posso metterci 5-6 anni per ammortizzare questo tipo di impianto. Ripeto, se avete esigenza di questa fornitura di energia così grande come può servire a me, una soluzione definitiva con questo tipo di impianto non è la cosa ideale. Quindi ha senso comprare un impianto di microinverter così grande? Secondo me no. Con i consumi che ho io, questo tipo di impianto non funziona proprio bene, perché abbiamo questo collo di bottiglia, come vi dicevo prima, degli 800 watt, e questo porta il mio rendimento in percentuale più basso. Se avessi un impianto tipo un EcoFlow Ocean che può darmi tutto quello che richiedo, l'efficienza e l'autosufficienza energetica qua passa dal 50% come è in questo istante al 70-80%. Quindi se avete consumi così grandi, vi sconsiglio questa tipologia di impianto, perché appunto ha il collo di bottiglia degli 800 watt. Ma se siete in un appartamento, siete single, coppia, piccola famiglia di 3 persone, siete in affitto, non volete fare lavori, questo sistema è fenomenale, perché vi basta prendere una batteria AC Pro con il suo microinverter e i suoi pannelli, lo montate, i pannelli ricaricano la batteria che potete decentralizzare dove volete nella casa, come nel mio esempio, e andate ad abbassare quello che sono o i costi fissi notturni, come nel mio caso, oppure andate a eliminare i costi di un utilizzatore generico, nel mio caso lavatrice asciugatrice. Già questo secondo me è
tanta roba. Arriviamo finalmente ai pro e contro di questo impianto. Sicuramente un primo pro è la burocrazia semplificata. Non è così intuitiva, ma siamo in Italia, siamo abituati a questo tipo di burocrazia, però in una giornata sono riuscito a smarcare le pratiche da inviare per registrare questa tipologia di impianto. Per un impianto tradizionale sono pratiche più lunghe, nonché aziende che fanno solo pratiche di questo. L'altro pro è che non mi aspettavo effettivamente un rendimento del più del 50%, ripeto per l'ennesima volta, vedremo dopo un anno di utilizzo effettivamente quanto è andato a incidere sui costi che ho effettivamente, però prendendo questo piccolo esempio mi sembra molto buona la cosa. Altro pro è che questo sistema è perfetto per azzerare appunto quello che sono i vostri costi fissi o di un utilizzatore specifico. La parte di dover decentralizzare le batterie, mettere i pannelli da una parte, una batteria su in casa senza che ci sia un collegamento diretto da fare con dei cavi, e la parte che potete farlo in totale autonomia, è il top questa qua secondo me. Questa flessibilità di impianto, sia decentralizzato sia direttamente collegato ai pannelli, è perfetta. Passiamo ai contro. Il primo indubbiamente è proprio gli 800 watt di collo di bottiglia. Questa cosa qua nel mio caso è quella che fa rendere meno questo tipo di impianto. D'inverno ovviamente renderà meno perché le batterie saranno comunque cariche, mi daranno tutta la corrente che possono, però non ci staranno dietro sicuramente, quindi d'inverno rimane comunque nel mio caso un periodo intenso e carico di consumi, e come vi spiegavo prima, anche se andate ad aggiungere più batterie potete arrivare mi sembra fino a 6 per questo tipo di impianto, però a prescindere vi butterà fuori 800 watt. Non si somma una batteria 800, inizialmente lo pensavo, ma nel momento che le ho collegate l'applicazione te le racchiude sotto un unico gruppo e ti dà comunque 800 watt. Se fosse stato 8, 16, 24 cominciava a diventare interessante, ma fuori legge totalmente, mentre questo stratagemma lo lascia in questo mini impianto con mini impianto micro, lo lascia in questa tipologia di impianto con micro inverter. Conclusione finale, questo impianto mi è piaciuto? Assolutamente sì, soprattutto per il fatto che mi fa risparmiare più del 50% dei costi, il che mi avvicina sempre di più al mio obiettivo finale, che è quello di rendere questo posto al 100% autosufficiente dal punto di vista energetico. Vi lascio qua sotto in descrizione tutti i link per scoprire il sistema Stream di EcoFlow. Se vi interessa c'è anche un codice sconto solo per voi e tutti i prodottini che abbiamo comprato per installarlo. Vi lascio anche un PDF magari riassuntivo con un po' più di ciccia a questi calcoli che ho fatto per capire quanto è il mio risparmio. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete un impianto EcoFlow Stream oppure quanto risparmiate col vostro impianto.